Bene, eccoci anche oggi insieme. Abbiamo con noi Luisa Baldi, che è il direttore artistico dell'Accademia del Teatro in Lingua Veneta. Stavolta non è qua per presentare un festival o la giornata della commedia dell'arte che annualmente viene celebrata a Padova. Sì. Lo ricordo perché l'ho imparato che la commedia dell'arte nasce proprio nel capoluogo patavino. La presenza di Luisa Baldi è legata ad un evento che mi pare importante, significativo, perché il 21 di aprile si inaugura a Vittorio Veneto la Casa della Commedia. Precisamente si inaugura a Serravalle, che è il borgo storico, insomma il borgo chicca di Vittorio Veneto, proprio nella piazza. Esatto, proprio su Piazza Flaminio. Il Comune di Vittorio Veneto ci ha dato la possibilità di usufruire di alcuni spazi che sono proprio su 3 piani, piano terra, primo piano, secondo piano, e quindi abbiamo pensato in quest'ultimo anno proprio di concentrarci nel fatto di avere proprio uno spazio, un sito dove questa commedia dell'arte possa essere, come dire, vista di più, perché la commedia dell'arte è famosa nel mondo, però in realtà in Italia non è molto conosciuta, e devo dire che le persone quando entrano in questo mondo, che è un mondo fantastico, pieno di fantasia, pieno di ritmo, di intelligenza creativa, rimangono veramente entusiasti, però non sono preparati, non sono preparati a sorridere, non sono preparati, ripeto, proprio all'uso della fantasia, perché come voi sapete la commedia dell'arte nasce con il canovaccio, no? Certo. Quindi le famose improvvisazioni, ecco. E oggigiorno noi lo colleghiamo molto anche alla maschera, la commedia dell'arte, quindi certo. Arlecchino. Sì, infatti arrivavo adesso che abbiamo l'onore, è veramente un grande onore, di avere il più grande Arlecchino del mondo, che è Ferruccio Soleri. Certo. E lui viene proprio a inaugurare questa casa internazionale della commedia dell'arte in piazza Flaminio a Serravalle a Vittorio Veneto. Ma è un Arlecchino in pensione, Soleri o ancora sulla scena? Perché infatti veramente deve essere, insomma, ha i suoi anni. Un Arlecchino anziano. Però li porta molto bene, ha questo fisico magro, asciutto, e lui viene insieme a Carlo Boso. Naturalmente è Carlo, e lo ringraziamo tantissimo che ce lo porta, perché hanno lavorato insieme. Uomo di teatro conosciuto, insomma, a livello internazionale. Sì, Carlo Boso è proprio il più grande esperto di commedia dell'arte. Lui ha una scuola proprio a Parigi che ha fondato nel 2000 a Versailles, e quindi naturalmente tutti i contatti, le conoscenze. Cioè la commedia dell'arte è collegata a bei posti, a Versailles, Serravalle, insomma. Sì, i posti più belli, forse sì, più belli sono è vero, abitati da questo uso della maschera. Infatti inauguriamo questi spazi proprio con una mostra dedicata alla commedia dell'arte con Giorgio De Marchi, che è un grande personaggio, certo, un grande artista. Ci saranno circa una 60ina di opere sue, cioè proprio maschere in cuoio sulla commedia dell'arte, che saranno presentate quel giorno dalla grande attrice Leonora Fuser, che anche lei è un'esperta e preparatissima sulla commedia dell'arte. Quindi avremo un pomeriggio veramente pieno di ritmo, no? Con situazioni. Iniziamo appunto con Giorgio De Marchi, che farà proprio come dire, un'esibizione su come si costruisce una maschera, ed è estremamente interessante, una maschera in cuoio. Infatti Giorgio De Marchi fa laboratori in tutta Europa, e poi appunto Leonora Fuser, l'attrice, farà un percorso all'interno di questi spazi presentando la mostra appunto di maschere di commedia dell'arte di Giorgio De Marchi, e alle 18:30 c'è questo arrivo, questa bellissima sorpresa di Ferruccio Soleri con Carlo Boso, che faranno una piccola, come dire, qualche minuto di scambio di battute, no, sull'Arlecchino. Questo ecco. è il 21 aprile. Questo è il Ma 21 poi c'è un aprile. 22, 23, 24, 25, voglio dire, nei giorni a seguire cosa diventerà questa Casa della Commedia? Nei giorni a seguire, anche prima, Carlo Boso farà un master proprio sulla commedia dell'arte, cioè sull'uso della maschera del teatro antico fino all'uso della maschera della commedia dell'arte, quindi 3 giorni di laboratorio all'interno del Castrum di Serravalle. Ma poi, finito questo laboratorio, che finirà domenica sera,
abbiamo già una quindicina di iscritti, di partecipanti. La Casa della Commedia sarà aperta naturalmente nel futuro e chiaramente cercheremo di portare l'eccellenza di questa commedia dell'arte che, ripeto, è conosciuta in tutto il mondo. Quindi organizzeremo tante altre cose. L'importante è partire bene, devo dire che partiamo con l'eccellenza. E poi ci auguriamo anche di avere, come sempre, l'aiuto della Regione che ha creduto molto in questo progetto. Infatti anche l'assessore Corazzari ci ha scritto una bellissima lettera proprio di buon inizio, no? Come buona fortuna, di un in bocca al lupo. Quindi ci auguriamo anche di avere naturalmente gli aiuti che sono importanti oggigiorno e di avere naturalmente la fortuna di portare avanti quest'arte che è un'arte, ripeto, ancora molto sconosciuta al pubblico. Ma il fatto che la vostra iniziativa si chiami Casa della Commedia e non Casa della Commedia dell'Arte, cioè fa preludere ad un'apertura anche ad altri stili, ad altri periodi teatrali? No, lei fra l'altro sì. è anche, dicevo, il direttore artistico dell'Accademia del Teatro in Lingua Veneta. Sì, certo. La commedia dell'arte forse non è solo in Lingua Veneta. No, assolutamente. Comunque il titolo è questo, però il sottotitolo è proprio la commedia dell'arte a livello internazionale. Noi vorremmo proprio portare cioè non solo l'Italia, come dire, ma portare proprio l'Europa, portarla a Serravalle, in questo borgo fantastico, bellissimo, medievale, dove ci sono questi palazzi antichi del 1300. Da frequentare a prescindere Serravalle. Sì, dove poi in cima, alla fine della via Roma, si arriva e sulla destra c'è il castello di Serravalle, che non per essere di parte, ma è un posto magico, dove la cultura è sempre stata protagonista di questa città. Poi devo dire, a Serravalle una cosa che mi ha colpito è che anche i negozi, in linea di massima, sono in stile. Insomma, è vero, sono riusciti a mantenere una omogeneità. È vero. E poi adesso, da qualche anno, c'è un turismo maggiore, quindi c'è un movimento ed è anche per questo che abbiamo deciso adesso di aprire questa Casa della Commedia. Siamo molto contenti. Bagnata dal fiume Meschio, sì, esatto. Scorre impetuoso in quel tratto. Sì, dove poi vengono affilate le spade, no? Perché l'acqua ha una temperatura costante di 11 gradi e quindi una volta, nel Medioevo, proprio mettevano questa spada dentro l'acqua che si affilava, è incredibile. Questo non lo sapevo. Sì, proprio temperatura costante di 11 gradi, questo l'ho saputo anch'io andando spesso naturalmente in questo posto magico. Ricordavo all'inizio Commedia dell'Arte che nasce a Padova, esatto. Adesso insomma avrà una sua casa a Vittorio Veneto, ma la Commedia dell'Arte è in italiano, è in lingua dialettale, esiste anche una commedia dell'arte, non so, in francese piuttosto che in tedesco? Sì, ma è proprio questo il suo bello, perché può essere esportata in tutto il mondo. Per quanto sia nata, come lei si ricorda, a Padova, proprio dal notaio, hanno fatto la prima firma, poi ha girato il mondo perché è comprensibile a tutti. Quindi ecco, ma i canovacci sono però di origine italiana o ne sono stati ideati anche in altre parti sono stati ideati, del pianeta? Sono stati ideati anche in altre parti del pianeta, vedo che lei, come dire, sono cose estremamente basilari e semplici e che però hanno un loro senso. Infatti Carlo Boso, che lui è nativo di Vicenza, si è trasferito in Francia e lì ha creato un impero, proprio un impero della commedia dell'arte. Cioè l'unica scuola veramente professionale a livello internazionale è a Versailles da Carlo Boso. Quindi allora, se devo pensare alla commedia dell'arte, dicevo prima, credo un po' come tutti, insomma, vengono in mente le maschere, quindi Arlecchino e i soci. Molto meno però mi vengono in mente i commediografi. Sì, no. Cioè, questi canovacci chi li scriveva? Chi li scrive? Questo è interessante, potrebbe anche essere un motivo di, come dire, di novità che potremmo inserire all'interno di questa nuova casa internazionale per la commedia dell'arte. I canovacci vengono scritti proprio dagli attori, da loro stessi, e vengono poi spesso anche cambiati, cioè c'è una trama di base, c'è un filo rosso conduttore, però poi in realtà c'è sempre questo gioco, esatto, e certo comunque si segue una linea perché l'attore deve avere una linea, però potrebbe essere interessante questo suo discorso della scrittura del canovaccio, potremmo proprio
inserirla e studiarne anche farne anche un laboratorio. Adesso, adesso ci penseremo, ne parlerò anche con Carlo Boso, potrebbe essere un'idea estremamente interessante. Tanto per farmi del male da solo, Goldoni è commedia dell'arte o no? Non proprio, però nasce quasi... Come vengono in mente le maschere. Sì, vengono, perché la maschera viene usata tantissimo da Carlo Goldoni, è proprio l'uso della maschera, no? Che dà anche funzione e vita ai personaggi. Ecco. Per cui la maschera alla fine, pur partendo da quel periodo che noi sappiamo, però poi in realtà è contemporanea, è moderna. E questo è il bello dell'uso della maschera, ecco, che quasi non ha tempo, diciamo. Ecco, ma le maschere della commedia dell'arte sono sempre le stesse. Voglio dire, oggi si scrive ancora commedia dell'arte o recuperiamo solo dal passato? Si recupera molto dal passato e ci sono sicuramente attori professionisti giovani come anche Zoppello, Giorgio, che lui lavora molto con lo Stabile del Veneto, che, come dire, che loro scrivono dei testi, però non c'è una linea guida. Ripeto, la sua idea è estremamente interessante perché potrebbe essere motivo di studio e anche di sperimentazione per l'uso della maschera in chiave moderna. Ecco, ma si potrebbe azzardare qua, poi andiamo in conclusione, sì. Cioè, oggi è il periodo delle maschere in qualche maniera, grazie alla televisione, alla comunicazione. Certo. Cioè, Goldrake potrebbe essere una maschera cui dedicare appunto, un canovaccio moderno? Sì, perché o si deve rimanere legati ad Arlecchino? No, Arlecchino è la chiave di tutto, non so. È l'arte. Certo, è la sintesi proprio, soprattutto del ritmo. Perché la commedia dell'arte, se non ha ritmo, non è commedia dell'arte. Quindi è per quello che ci sono gli specialisti, ci sono queste scuole all'estero. Noi, cioè gli attori italiani devono imparare molto. Si può anche modernizzare. Ma certo, si può modernizzare, assolutamente. Allora, tutto questo sicuramente troverà un focus e un luogo deputato nella Casa della Commedia che dal 21 di aprile avrà sede a Vittorio Veneto, a Serravalle, questo luogo magico, questo borgo ancora intatto da frequentare a prescindere, ma insomma la Casa della Commedia è un'opportunità in più. Sì. Grazie. Vorrei dare un saluto, se posso, Prego. alla Presidente dell'Associazione Amici del Castrum e dell'Accademia del Teatro in Lingua Veneta, Ada Marcantonio, con la quale lavoriamo insieme da tantissimi anni. Ciao Ada. Grazie, ci accomuniamo i saluti e ringraziamo anche Luisa Baldi che è, ricordiamo, il direttore artistico dell'Accademia del Teatro in Lingua Veneta. Grazie, a voi alla prossima. Grazie, buonasera.